intervento, visto la platea, ho preparato un bel intervento sostanziale e corposo su una bella questione generazionale. Purtroppo i tempi non permettono di fare l'intervento, dunque faremo un saluto parlando di università. Porto il saluto di tutti i miei colleghi, che come potete vedere siamo in tantissimi, a qua a Cagliari siamo 35.000, qualcuno non se ne è mai accorto. 35.000 fannulloni, spaccavetrine, che non hanno voglia di fare niente, che spesso stanno a 200 e passa chilometri da casa propria, che vivono in appartamenti ghettizzati all'esterno della città o nelle peggiori periferie della città, e che vedono la propria università riformata nel nome di quella che secondo il Ministro è la vera meritocrazia. Dunque, studenti lontani da casa propria, con un lavoro precario che lo aspetta appena finiranno l'università, presi anche in giro, e si sentono parlare di meritocrazia per la riforma che li aspetta. Invece noi vogliamo dire che a Cagliari siamo 35.000 studenti, sardi, autentici, in buona percentuale credo anche democratici, che vorrebbero realmente una riforma dell'università, una riforma dell'università che sia però migliorativa, che smetta di dire che gli studenti sono il futuro del paese, ma che iniziano a tracciare quelli che sono gli strumenti con cui si arriva al futuro del paese, con cui io studente posso appropriarmi del mio futuro e del mio paese. Vogliamo anche un'università che lotti il baronato, che lo combatta, che lo tolga fuori da quel muro di burocrazia che è riuscito a costruirsi in questi anni. E vogliamo soprattutto una riforma dell'università che parli di pubblico e tenga il concetto di università pubblica come centrale rispetto a tutte le porcherie che stanno cercando di farci passare. Vorrei dire tante altre cose, però ho promesso all'onorevole che sarei stato breve. Per cui soltanto una cosa, noi riteniamo che l'università non sia soltanto un luogo in cui si possano dare degli esami o migliorare la propria situazione. Noi crediamo che l'università sia l'ultimo ascensore sociale di questo paese e riteniamo che il percorso interno all'università non debba essere esclusivamente di tipo professionale, ma che debba essere anche di creazione di un cittadino. Per questo credo di dire a nome mio e di tanti altri colleghi che ci mettiamo a disposizione e speriamo che lo faccia il PD tutto per salvaguardare questa istituzione nel comune di Cagliari, dando una mano a Massimo anche per le prossime elezioni. Grazie.